Lo schianto terribile alle 6:40 a Fonte, all'altezza dell'incrocio tra via Castellana e via delle Industrie, un impatto frontale violentissimo che non ha lasciato scampo a Federico Brion, 26 anni, di Riese Pio X. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 e si stava recando al lavoro alla Alpine Star di Fonte. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Asolo. L'ipotesi è che il giovane abbia perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore o di una distrazione, andando a schiantarsi contro un camion condotto da un 54enne residente nella pedemontana trevigiana. I soccorritori, giunti subito sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Federico Brion abitava a Riese con la famiglia, un giovane allegro, generoso. Dal 2019 era iscritto all'Avis e periodicamente donava il sangue. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio in paese, dove la famiglia della mamma è molto conosciuta e stimata. È il sindaco Matteo Guidolin a portare la vicinanza della comunità. È un bilancio tragico per questo comune, per la sua famiglia, che già un paio d'anni fa era stata colpita da un lutto sempre legato a un incidente stradale, per cui siamo molto amareggiati, tristi per quello che è successo oggi, e mi sento di dare ancora una volta un consiglio ai ragazzi io non conosco ancora bene la dinamica, ho visto che è stato lo scontro con un camion, però il consiglio è di tenere veramente la massima attenzione alla guida, di rimanere concentrati, e purtroppo basta un attimo per cancellare un'intera esistenza. La data dei funerali di Federico Brion non è stata ancora fissata.